Mantova ha battuto in casa per 1-0 contro il Rimini, decisivo un gol di Valeriani su errore di Bertina al 17° del primo tempo. Biancorossi alla terza sconfitta consecutiva senza nessuna rete segnata. Dopo la partita capannello di tifosi all'uscita dello stadio. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo questa edizione domenicale del nostro notiziario come di consueto con lo sport e con il calcio. E brutte notizie purtroppo arrivano dal Martelli. Terza sconfitta consecutiva per il Mantova che oggi ha perso in casa 1-0 contro il Rimini. Nel servizio la sintesi dell'incontro e le prime impressioni post gara del mister Claudio Valigi. Sentiamo Nicola Antognetti. Mantova al Martelli contro il Rimini per cercare una vittoria casalinga che manca da 2 mesi. L'ultimo confronto tra biancorossi e romagnoli risale alla Serie B, 1-0 per il Mantova, 21 marzo 2009, non un secolo fa. Parte però subito bene il Rimini, che al settimo ha la palla buona. C'è un pallone che spiove nell'area biancorossa, palla spizzata di testa da Gerbino Polle, la girata di Spighi finisce contro il palo, occasionissima subito per il Rimini. Il Mantova reagisce con un tiro di Bersi che esce all'atto di poco. Al 16° calcio di punizione di Franchi e Scotti toglie la palla dal 7. Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio si ripete anche al Martelli. Cross in mezzo, svirgolata di Bertin, il numero 2 cerca di rimediare ma non riesce e Valeriani ne approfitta infilando Bellodi. 1-0 per i biancorossi, la partita inizia ancora in salita per il Mantova. Il Rimini in contropiede sfiora il 2-0 con Spighi che mette in mezzo ma nessuno ne approfitta e al 30° ci sono le proteste del Mantova per un fallo in area su Zaninelli. Ripresa, entra Ottobelli al posto di Bertin e Bersi sfiora l'incrocio dei pali con un bel sinistro. Entra Del Sante al posto di Burato e il numero 18 del Mantova è protagonista di una bella azione, servito da Franchi, calcia bene ma Scotti fa buona guardia. Ancora Mantova in attacco, la palla arriva a Spinale, tiro da fuori area, palla in rete ma l'arbitro ha già annullato per un fallo di Dallabona. Il Rimini prova a pungere in contropiede, il pallone arriva adesso a Baldazzi, tiro ma Bellodi fa buona guardia. Il Mantova che tra il primo e il secondo tempo ha cambiato decisamente marcia, sfiora il pareggio al 72°, punizione, colpo di testa di Spinale ma Scotti fa buona guardia. L'azione nel frattempo prosegue, Del Sante riesce a rimettere in mezzo un buon pallone, palla toccata da Noma ma Fonte e Caruso pasticciano davanti al portiere. Poi la difesa del Rimini riesce ad allontanare. Ultima occasione per il Mantova con Noma ma Scotti fa buona guardia. Terza sconfitta consecutiva per i biancorossi, 0 gol segnati, 5 subiti. Adesso è davvero crisi. Da allenatore la cosa che mi preoccupa di più è questo atteggiamento, cioè purtroppo devo muovere questo appunto alla squadra, cioè non è possibile avere paura di giocare a calcio, cioè, scusate ma è una cosa inspiegabile, cioè la domenica è il momento più importante, cioè dove uno dovrebbe, a prescindere dall'avversario che può batterci, però non con questo atteggiamento del primo tempo. Poi il secondo tempo devo dare il merito a tutti i ragazzi che hanno fatto il possibile. Vabbè, non era ormai semplice perché logico la partita si è messa, erano condizionati a livello proprio mentale, però c'è stata almeno una reazione di carattere, abbiamo cercato di creare situazioni, di mettere l'avversario nella propria metà campo con pochissimi risultati, cioè, quindi diciamo che è una sconfitta difficile da analizzare, non da analizzare, l'ho detto, purtroppo il problema è che in questo momento lo Stadio Martelli, invece di essere per noi il più grande alleato, è diventato un problema. E io dico che questa cosa non è possibile, cioè ai ragazzi non posso non rimproverare questa cosa, anche perché, ripeto, al secondo tempo poi i ragazzi hanno fatto quello che dovevano.